Gesù rivela ad una mistica come fare ad ottenere fiumi di grazie. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di una apparizione di Gesù che forse pochi conoscono, quella che Gesù ha compiuto a Gabrielle Bossis, la quale è stata una giovane francese originaria di Nantes, dove nacque nel 1874 per morirvi nel 1950. Gabrielle apparteneva ad una famiglia della nobiltà francese e chiaramente si dedicò a degli studi molto raffinati, quali quello per le belle lettere, al teatro, alla musica, eccetera, eccetera. Un giorno ella avvertì la voce di Gesù che le disse: "Tu appartieni esclusivamente a me". E Gabrielle, quello fu solo l'inizio per una serie di colloqui di Gabrielle con Gesù sotto forma di visioni, ma anche di locuzioni interiori e spirituali, che Gabrielle, la quale era un concentrato di virtù e la cui anima era molto, molto semplice, trascrisse questi suoi colloqui con Gesù in un testo che si può trovare facilmente in rete, intitolato Lui ed io. E in questo testo Gesù rivelò a Gabrielle come fare a ottenere fiumi di grazie. Innanzitutto Gesù disse a Gabrielle: "Fai attenzione al santo del giorno, c'è una festa per lui, non solo in terra, ma anche in cielo. Ha grazie da donare quel giorno se gli si chiedono. Unisciti alle feste del cielo mentre aspetti". Inoltre Gesù raccomandò a Gabrielle la devozione alle sue sacre piaghe e quindi la coroncina alle sue sacre piaghe, raccomandò la devozione al suo Sacro Cuore attraverso la pia pratica dei primi 9 venerdì del mese, a cui che si può aggiungere tranquillamente anche la pratica dei primi 5 sabati del mese e la pratica in onore appunto del Cuore Immacolato di Maria e quella in onore di San Giuseppe del primo mercoledì del mese, in onore del glorioso patriarca San Giuseppe, no? La cosiddetta tripla novena per ottenere grazie straordinarie, cioè comunicarsi e partecipare alla Santa Messa ogni primo mercoledì del mese, ogni primo venerdì del mese, ogni primo sabato del mese, fa ottenere grazie straordinarie. Poi Gesù disse a Gabrielle come cercare ogni giorno di onorarlo nel modo migliore, quindi sempre per aumentare le grazie che si possono ricevere da lui, soprattutto dopo la comunione. Che cosa onorare, oltre che il santo del giorno, ogni giorno della settimana che va consacrato ad una particolare devozione, sempre per ottenere grandissime grazie. Disse Gesù a Gabrielle: "Il lunedì vivi nell'amore dello Spirito Santo, chiedendogli l'amore. È Lui che fa la santità. Il martedì vivi con la Regina degli Angeli e con gli angeli per riparare alle offese e anche alle tue offese. Il mercoledì vivi con San Giuseppe, prendi in prestito da lui la sua vita interiore. Il giovedì sii piccola ostia con me
Sii un'ostia che canta, cerca come un avaro le occasioni di piccoli sacrifici che ti rinnoveranno nello stato di ostia. Il venerdì, sii tutta per il mio cuore, il venerdì che fu per me una grande sofferenza, sia per te una grande dolcezza. Il sabato non sei sola, mia madre ti accompagna, risveglia in te l'amore per lei. La domenica sali in seno alla Trinità Santa come un piccolo grano d'incenso in segno di pura lode. Fa così, piccola anima.